Molto tempo fa, in una galassia lontana lontana, Ma devo proprio fare questa voce? Ok. c'era un luogo chiamato Friuli. Era popolato da 3 distinte razze. C'erano i buoni, i cattivi e quelli di Nimis. Anzi, le razze erano 4, perché che ci crediate oppure no, questi luoghi erano abitati dalle fate. Stiaraciule, maraciule, la lusigne, la cracule, la picciule, siniciule, di polvara, sitacule, o schiaraciule, maraciule, cularucule, la cocule, la fantate, e le trapule, il fantato, trapulo. Macchiarot, Orcul, Drac e chi più ne ha più ne metta. Negli ultimi decenni erano scomparsi, delusi da come si parlava di loro, come fiabe della buonanotte. Tuttavia sono sempre stati lì, nella loro invisibile forma. Ed oggi, mentre i buoni, i cattivi e quelli di Nimis erano in quarantena, sono ricomparsi. Qui entra in gioco Milio, il nostro puro di cuore. Oh, io adesso non voglio interferire con la regia, ma mi sembra un po' esagerato qua il discorso. Come no? Vabbè. Il compito di Milio sarà quello di trovare le Aganis, le fate dell'acqua, per raccoglierle nuovamente in queste lande. Sarà un'avventura impegnativa, si dovrà spostare con mezzi semplici, i suoi piedi, al massimo una bici, e le dovrà cercare in lungo e in largo, prati, monti, boschi, ma soprattutto fiumi e laghi. Insomma, in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Io la leggo, ma ti avviso che questa non si poteva sentire. Io te lo dico, eh. Facciamo uno stacchetto. Beh, dai, insomma, avete capito. Sarà una figata.